si sono svolte con l'autorizzazione del consolato senegalese anche ad Agrigento le operazioni di voto per le elezioni presidenziali del paese africano. La comunità ha espresso le preferenze seguendo tutte le regole previste in patria e utilizzando un metodo tradizionale per riconoscere chi ha già votato. In Senegal, infatti, oltre all'inserimento dei dati anagrafici sui registri, dopo aver depositato la scheda elettorale, ognuno dei votanti si impregna un dito con della vernice rosa che sparisce nel giro di 2 giorni. Ciò impedisce che possa votare nuovamente. Ad Agrigento, dove vive una folta comunità oramai radicata da decenni sul territorio, sono stati i locali del distretto turistico Valle dei Templi ad ospitare il seggio elettorale chiuso al termine delle votazioni. Erano 402 gli aventi diritto, ma alla fine a votare sono andati in 155, alcuni di loro hanno seguito lo spoglio sulle TV senegalesi in streaming. Molti ragazzi di città vicine sono rimasti bloccati perché gli autobus nella giornata di domenica non circolano, dice Diop Papa Amadou, che detto Papi, rappresentante della comunità senegalese con base ad Agrigento da 30 anni. Un altro gruppo, conclude, invece recentemente ha avuto il permesso di soggiorno temporaneo e dopo una permanenza di 4 anni qui ha fatto rientro in Senegal un paio di settimane fa. Allo spoglio non c'è stata nessuna scheda bianca e ci sono stati registrati 85 voti per Idrissa Seck, politico navigato già alla terza candidatura, 38 per Macky Sall, presidente uscente, 27 per Ousmane Sonko, il più giovane candidato di queste elezioni e già autore di un libro denuncia sul business del petrolio.